Buongiorno. Buongiorno. Sento odore di arance e limone. Che stai facendo? La pastiera. La pastiera? Perché è Natale o è Pasqua? Perché si mangia solo a Natale e a Pasqua, non si può mangiare pure un mese agosto. Bravo. Vieni, vieni. 1 chilo di grano, mezzo litro di latte, 100 grammi di burro, scorzette di arancia, 1 chilo di ricotta, 10 uova, 1 chilo di zucchero, arancia e limone grattugiato, vanillina, acqua millefiori e la mia pasta frolla che avevo già preparato. Ho preso la frolla nei 2 ruoti, vedete? E adesso facciamo il preparamento della pastiera. Ho detto prima 1 chilo di ricotta e 1 chilo di zucchero, 3 quarti di zucchero nella ricotta e un quarticello ce lo mettete nelle 10 uova. Mettiamo le uova e lo zucchero. Ecco qua. Adesso zucchero e ricotta. Facciamo una bella crema. Unisco buccia di limone e buccia d'arancia grattugiate, che io le grattugio sempre prima e poi me ne metto nel freezer. La vanillina liquida, potete usare anche quella là in polvere, 3 bustine e l'acqua e millefiori. Aver unito tutto nella ricotta come vi ho fatto vedere, unisco le uova che avevo sbattuto con lo zucchero. Adesso frullo tutti gli ingredienti insieme. Dobbiamo ancora unire il grano. Il grano lo devo frullare perché non ci piacciono i pezzettini di grano. Voi se volete potete lasciarlo intero. Ecco qua, vedete? L'ho frullato. Tempo, fate l'ultimo misca Francesca, accendetevi il forno a 170 gradi. Qua ragazzi ho messo anche le striscioline sopra, 7 e 7, 14. Adesso in forno a 170 gradi per un'oretta. Ogni tanto la danno occhi. Ecco qua ragazzi, sono pronte le pastiere. Ora le faccio raffreddare in frigorifero e stasera mi mangio. Se ad agosto vi facete pure voi la pastiera, scrivete a me nei commenti.